Il paesaggio agricolo, la ruralità e i suoi valori, il lavoro dei contadini. Siamo tornati a Caridolfi nella campagna Ravennate perché sono tante altre le cose che vi vogliamo raccontare. A partire proprio da dove ci troviamo in questo momento con questa bellissima casa ristrutturata dietro le nostre spalle. Perché a breve, a febbraio, ci sarà un evento ormai consueto per l'Associazione Il Lavoro dei Contadini che metterà proprio il paesaggio rurale in primo piano. Allora, Lea Gardi come presidente dell'associazione ci racconterà tutto, ma io volevo cominciare con il padrone di casa, Bruno Ridolfi, perché questa è un'impresa che voi avete iniziato oltre 20 anni fa, quando si pensava che ristrutturare un casale così bello e così impegnativo in mezzo alla bassa, come si suol dire, nella campagna, seppur vicini a Ravenna, fosse un'impresa assurda, e invece voi avete sconvolto tutte le aspettative. Sì, abbiamo pensato di ristrutturare la casa vecchia perché come immobile era ancora messo abbastanza bene. Abbiamo cercato di lasciare stare tutto l'esterno come era anticamente e abbiamo modificato leggermente l'interno. Ecco, tra l'altro creando una serie di stanze tutte molto suggestive, accoglienti, tra l'altro ricche di oggetti particolari che raccontano decisamente tutto il territorio, dalle ceramiche alle tele, le suppellettili. Poi avete cominciato con un bed and breakfast, dopodiché agriturismo e oggi sta andando alla grande. Sì, e molte persone stanno arrivando, stranieri stanno ritornando dopo anni che sono passati di qui, quindi siamo abbastanza soddisfatti. Ecco. Poi insomma è veramente bella, ve l'abbiamo fatta conoscere in alcuni angoli nelle puntate precedenti, oggi però andremo a conoscere un'altra parte molto importante di questa Caridolfi, perché troveremo Gianna alle prese con i telai, perché qui c'è un vero e proprio museo dei telai, più che museo direi un museo vivo, perché lavorano ancora e si realizzano delle cose. Anzi, vi preannuncio, parleremo di tele e di telai, ma parleremo anche di tele stampate, perché c'è un altro amico che ci aspetta, Egidio Miserocchi. Insomma, sono solo alcuni, Lea Gardi, delle aziende agricole, tante che partecipano a questo lavoro dei contadini e con cui di volta in volta create tanti eventi, e in particolare a febbraio su cosa avete puntato? A febbraio con i nostri fuochi di marzo, che ormai sono 24 anni, che lavoriamo su questo, diciamo, evento, che non è altro che ripescare dal passato le nostre tradizioni, quindi la cultura, le nostre radici, portarle nel presente e soprattutto nel futuro. Quindi quest'anno abbiamo pensato proprio al paesaggio rurale, di pianura, colline e montagna. Faremo anche una mostra alla Molinella a Faenza, dove proprio elencheremo queste case che sono state recuperate e alcune anche no, quindi anche voler sensibilizzare proprio le persone a non buttare giù, a non, diciamo, costruire davanti a una casa vecchia o una casa nuova, che è un orrore, ma ripristinare la vita della casa vecchia, della casa che è stata pensata proprio a dimensioni di uomo, perché doveva servire al contadino per lavorare il terreno, e la casa era in base alla grandezza del terreno, doveva ospitare le braccia lavoro per mandare avanti il podere. Quindi queste qui sono cose veramente belle, storiche, che dobbiamo imparare a rifare nostre, perché perdiamo dei valori che dopo non avremo più. Quindi è importante questa cosa qui, molto per noi. Ma questo messaggio è lanciato ai contadini, agli agricoltori, agli imprenditori agricoli di oggi, o anche magari a chi può essere interessato a vivere la campagna in maniera diversa, senza appunto oltraggiare e distruggere, ma ricostruendo? Allora, voglio essere ottimista, quindi vedo tante persone, tanti giovani, che c'è un ritorno alla campagna, proprio all'amore per queste strutture, quindi rilanciamo proprio questo messaggio ai giovani, che saranno il futuro del domani. Inutile che noi vogliamo essere noi, no, assolutamente, noi dobbiamo passare la staffa, dobbiamo passare le nostre esperienze, il nostro modo di pensare ai giovani, e con loro metterci un po' d'accordo, diciamo, perché certamente i giovani hanno delle vedute diverse, ma ben vengano, perché saranno loro il futuro, quindi dargli proprio in mano loro queste case, queste strutture da ricostruire, da riadattare, però
facendo meno danno possibile, perché sono talmente belle che guarda, non hanno bisogno poi di essere tante modificate. Certo. Magari ci sarebbe bisogno a volte di un aiutino perché alla fine, insomma, vabbè, adesso lasciamo stare la parentesi del 110, delle case accartocciate nei centri storici, va bene anche, insomma, va bene tutto, poi non ci addentriamo nei meandri della politica e delle discussioni, però per quello che riguarda la ristrutturazione, io immagino che voi abbiate speso un sacco di soldi e ci abbiate messo proprio del vostro. Sì, ci abbiamo messo della passione più che altro, però volevo dire, le case vecchie, tipo questa qui, non è che hanno bisogno di tanto isolamento come si sta facendo adesso, perché è una casa che ha 2 muri da 15 e in mezzo ci sono 10 centimetri di terra, quindi già è isolata per conto suo. Hanno già il cappotto. Quindi già una volta nel 1800 sapevano come dovevano fare, basterebbe guardare un po' come si faceva una volta. Gli aiutini possiamo chiederli a dei geometri, a degli architetti, che dobbiamo sensibilizzare perché queste strutture vengano ripensate in chiave moderna, ma usando la testa che avevano loro. E poi la vita, quando vai dentro queste case, proprio respiri la vita, il vissuto che ha avuto queste case qui, e questo è importantissimo, fondamentale per noi. Allora, questo è il messaggio che abbiamo lanciato, che verrà rilanciato a febbraio, le date dell'Oma Mers? Ultimi 3 giorni di febbraio, primi 3 giorni di marzo. Queste sono delle date storiche e non si cambieranno mai. Allora, noi abbiamo detto patrimonio rurale, ma nel patrimonio rurale ci stanno anche le tradizioni, la conservazione degli attrezzi, degli strumenti. Tutte le associazioni del lavoro dei contadini hanno questo tipo di attività. Molti hanno dei musei, e però in particolare questa Caridolfi, come dicevo, ospita un museo dei telai. Però noi aspettiamo un attimo ad andare a incontrare la signora Gianna, la lasciamo mettere in ordine le sue tele e i suoi fili perché nel portico di Caridolfi ci aspetta una bellissima sorpresa. Eccomi qua, allora, sotto il portico Egidio Miserocchi. Ve l'abbiamo fatti conoscere qualche puntata fa, però abbiamo raccontato in maniera molto sommaria. Adesso vediamo proprio all'opera, quindi tele stampate a ruggine. Sì. Come si faceva un tempo? Come si faceva una volta, il sistema è sempre quello, non cambia, quindi aceto, ferro e farina. Aceto, ferro e farina, sembra una ricetta, e in effetti è una ricetta, la ricetta delle tele stampate, però come vengono esattamente, qual è la varia tipologia di Egidio Miserotti, ve la raccontiamo tra pochissimo. Un pizzico di pubblicità, ci vediamo dopo.